io non ho messo in discussione che ciò che avete fatto sia legittimo. Metto in discussione il fatto che se io spendo 800.000 euro per quelli che so io, non so se ce ne siano altri, per realizzare una roba su cui chiedo al Consiglio regionale di legiferare, per me è normale non dire, come c'è scritto in relazione, come c'è scritto nel testo, che questa roba viene realizzata a costo zero, ma di dire, guardate, che abbiamo già speso, già investito per la realizzazione della piattaforma questa cifra, erogata su questo fondo e a beneficio di tale soggetto, e che oggi, come dire, trasformiamo, ufficializziamo con un intervento normativo, cosa che non è avvenuta. Se lei legge la relazione che accompagna il progetto di legge, non è fatta menzione di queste cifre, di questo investimento. E non è che sono soldi spesi per altro, perché le delibere di giunta parlano chiaro: personali e per l'analisi funzionale, progettazione, monitoraggio e valutazione, 100.000 euro, sviluppo software, 390.000 euro. Quindi noi abbiamo trasferito a Veneto Lavoro 500.000 euro prima e 289.000 euro poi, esattamente per fare il SILS. E se poi la legge mi dice che invece non costa niente, c'è qualcosa che non va nella comunicazione che rivolgete al soggetto che deve autorizzare questa operazione, perché so benissimo che se dentro l'articolo 24 di quel decreto non ci fosse stato scritto che le regioni, se vogliono trasferire i dati direttamente al sito dell'INPS, devono avere copertura normativa, noi di questa cosa in Consiglio manco ne avremmo parlato e manco avremmo saputo di questi 800.000 euro. Per fare l'esempio di come in politica la trasparenza nelle comunicazioni è sostanza. E Presidente Scatto, lei ha ragione, Veneto Lavoro non svolgerà una funzione di gestione delle politiche sociali. Veneto Lavoro fornirà assistenza tecnica alle strutture regionali. Allora mi chiedo a maggior ragione qual è la ragione tecnica per cui, anziché andare in bando di gara semplicemente per l'assistenza tecnica, vi siete rivolti a Veneto Lavoro. E lo dice non a caso l'integrazione alla scheda SIN, che raramente arriva e che stavolta è arrivata. Se il mancato scheda SIN della Giunta, il mancato ricorso al mercato, cioè avete evitato il bando di gara, hanno evitato il bando di gara, il mancato ricorso al mercato è giustificato dal fatto che Veneto Lavoro, tra le sue funzioni istituzionali, ha quella, aperta virgolette, di fornire assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, istruzione e lavoro. Ma magari nel libero mercato un altro soggetto in grado di fornire assistenza tecnica lo trovavamo? Magari no, magari no. Infatti io vi chiedo, perché non ci dimostrate che l'offerta economica di Veneto Lavoro è la migliore che si poteva trovare sul mercato? Ma perché non deve esserci un'offerta economica da parte di Veneto Lavoro, mi scusi? Collega Scatto, non può interrompere. E allora si deve studiare la normativa sul codice degli appalti, perché le regioni non possono assegnare neanche agli enti strumentali in assegnazione diretta se non dimostrano che c'è una convenienza economica. Se schei, non sei tu che te in tasca e li dai a chi vuoi. Ci sono delle regole di trasparenza. E chiudo. A proposito di Corte dei Conti, la funzione di questo Consiglio regionale. Io, a differenza di lei, Assessore Lanzarini, e di altri colleghi, sono qui da poco. Devo confessare, anche forse per esperienze precedenti, che pensavo che fosse chiara e condivisa qual è la funzione del Consiglio regionale. Noi qua dovremmo indicare all'organismo esecutivo, cioè anche a lei, Assessore, quali sono le finalità della sua iniziativa politica.
Noi collegialmente, poi ovviamente la dialettica maggioranza-minoranza è un'altra cosa. Noi dovremmo indicare all'organo esecutivo quali strumenti utilizzare per perseguire quelle finalità e noi dovremmo esercitare una funzione di vigilanza e controllo su come perseguite le finalità che noi vi diciamo di perseguire e come applicate gli strumenti che noi vi diciamo di applicare. Di fronte ad una legge come questa c'è la negazione di questa funzione del Consiglio regionale, che viene privato di informazione e della possibilità di discutere. Perché se la riforma degli ATS è davvero una priorità, non ci mette niente a fare una risoluzione, venire in Consiglio e discutere in questo Consiglio, faccio l'esempio perché ne ha parlato lei, su come possono essere organizzati gli ATS. E su questo e tutto il resto. Allora, io non ho niente contro il SIL. Grandissima operazione, l'ho anche detto nell'intervento di discussione generale, può essere uno strumento utile. Nell'accordo vedo che Veneto Lavoro relaziona alla Giunta su come procede l'applicazione di questo strumento, magari ce lo venga a raccontare se le capita anche a questo Consiglio regionale. Quindi non è una contrarietà allo strumento, ma al metodo sì, perché non è la prima volta ed è una modalità con cui, a mio giudizio, questa Giunta si relaziona a questo Consiglio. I consiglieri di minoranza, ma neanche quelli di maggioranza, sono qua a schiacciare i bottoni, senza sapere davvero come stanno le cose. Per queste ragioni, purtroppo non potremmo votare a favore di questo progetto di legge, perché vogliamo lanciare un segnale alla discussione dentro questo Consiglio. È una legge di 2 articoli. Farla meglio sarebbe stato possibile. Costruire un'occasione per ragionare su quali sono gli strumenti per affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti sarebbe stata una necessità di questa Regione. Grazie.